La maîtresse era un sergente di ferro, la descrivono così gli investigatori. Dava ordini a un esercito di prostitute con piglio militaresco. Orari, servizi e prezzi sarebbero contenuti in questo libro mastro scritto in cinese. Case a luci rosse tra Veneto, Lombardia e Liguria per un'attività molto redditizia. I carabinieri hanno sequestrato 1450 euro trovati in un appartamento di Noale dove lavorava una delle Squillo venute dall'Oriente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, quella che è stata smantellata è un'organizzazione molto radicata. I clienti venivano intercettati attraverso annunci su internet e sui giornali. Annunci velati che però nascondevano un'attività di sfruttamento della prostituzione vera e propria. La presunta maîtresse raccoglieva le telefonate, ognuno dei 10 cellulari che aveva era collegato con un annuncio e in base alla località c'era un appartamento di riferimento. Per la Liguria quello di Genova, per la Lombardia un locale nel Varesotto e per il Veneto a Noale. Tutto il giro però veniva gestito a distanza. Abbiamo chiuso 3 case di appuntamento, quindi poste sotto sequestro, e liberato le ragazze che venivano sfruttate, quindi in una condizione di completo assoggettamento alla sfruttatrice. I carabinieri hanno messo in atto il loro blitz in una casa di Santa Maria di Sala, dove viveva la presunta maîtresse, una cinese di 34 anni che è stata arrestata con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori era lei la mente, era lei che gestiva l'organizzazione, era a lei che facevano capo diverse decine di squillo orientali, tutte ventenni, irregolari, con tariffe che andavano dai 50 ai 100 euro. In manette anche il compagno della presunta maîtresse, Maurizio Corò, 57 anni. Quando ha visto i carabinieri ha subito lanciato l'allarme, ma ormai era troppo tardi. Nella fase operativa quindi del nostro blitz, lui, accortosi della presenza di alcuni militari, ha intimato alla compagna di scappare. Ovviamente è stato il tutto vano perché è stata bloccata e quindi arrestata insieme a lui per i reati di sfruttamento della prostituzione.